Acchiappa l'idea. Oggi facciamo assieme del pane per presepe. Bentornati amici ed amiche su quest'altro video di Acchiappa l'idea. Facciamo un'altra minuteria che non ho ancora realizzato per i nostri presepi, il pane. Come materiale ultimamente mi sono un po' concentrato sulla cera, che mi piace molto e rende molto bene le minuterie, però non sono molto convinto che la cera sia adatta appunto per fare il pane. C'erano varie possibilità di farle con il DAS, di scoprire il fimo, che è un materiale che non ho mai utilizzato, però ho deciso di farla semplice questa volta e di farli con la pasta di sale. La pasta di sale che ho lavorato da bambino e ha secondo me il vantaggio di essere non da colorare, nel senso che, come vedrete poi dopo, andando a cuocerle in forno, poi i prodotti verranno già tutti belli dorati e non dovremmo andare a fare tutta la fase di colorazione con le sfumature come se invece utilizzassimo il DAS, che di base è bianco. Benissimo, non perdiamo altro tempo, vediamo subito la scheda progetto. Grado di difficoltà 1 su 5, tempo necessario 1 su 5, costo del progetto 1 su 5. Questo è veramente facile. Bene, non perdiamo altro tempo, adesso vi mostro quali sono gli ingredienti. Molto semplicemente farina qualunque, sale fino e un pochino d'acqua e basta. Questa è la base per fare il nostro pane. In che proporzioni andremo a mettere questi ingredienti? 2 parti di farina, 1 parte di sale. Facilissimo. Quindi in questo caso ho messo 2 cucchiai di farina e un cucchiaio di sale. Quanta acqua? Poca, ne basta meno di mezza tazzina. Ok, adesso ne aggiungo veramente un goccetto perché ci siamo quasi. Perfetto, deve avere questa consistenza qua, di una pasta lavorabile, non troppo dura, ma neanche appiccicosa. Vedete? Così è perfetta. Ho preparato già questa teglia con della carta da forno, sui quali appena saranno pronte le andremo a posizionare. Come strumenti per lavorare la nostra pasta di sale possiamo usare un coltello, uno stuzzicadente e un pezzettino di stagnola con il quale andremo a creare una specie di palettina che ha in cima appunto una parte un pochino più sottile che ci servirà per creare le regolarità che ha in cima il pane. Quindi iniziamo facendo delle pagnottine. Questi quadretti sono di circa 1 centimetro e ci aiutano un attimo a renderci l'idea. Qua stiamo lavorando per statuine che sono circa di 12 cm, ecco, dagli 8 ai 15. Quindi qua possiamo fare tipo un taglio per la lunga e andare a incidere con appunto il nostro pezzettino di stagnola qua al centro, creando appunto un po' di irregolarità. E contate che la pasta di sale tende un attimo a gonfiarsi una volta che la metteremo in forno, quindi incidiamo un pochino più a fondo di quanto poi vogliamo che sia l'effetto finale. Questa qui è una pagnottina tonda, adesso possiamo fare tipo una specie di baguette, ecco, quindi fare uno stufilotto più lungo, fare tipo un taglio a metà, così, e poi andare a creare le irregolarità. Questa la possiamo fare con un decoro a croce, poi possiamo fare una pagnotta un po' più grande, sfruttando, volendo, anche le crepe che la pasta di sale
genera, diciamo, automaticamente nella lavorazione. Poi possiamo provare a fare anche una treccia. Se la pasta di sale tende a seccarsi, la inumidiamo un attimo con un pochino d'acqua in modo che torni un pochino più morbida, non ci vuole molto. Per fare una treccia basta fare 3 piccoli serpentelli e poi li si va appunto a intrecciare. Adesso vi faccio vedere un'idea che ho avuto utilizzando dei tappi di bottiglia come fossero delle piccole teglie. Ci andiamo a mettere dentro un piccolo dischetto fatto di carta da forno che ci servirà per evitare che la nostra pasta di sale si vada ad attaccare al fondo. Quindi ci mettiamo dentro questa monetina e poi prendiamo un pochino di pasta di sale, la appiattiamo così e la andiamo a posizionare dentro a questa che sarà una specie di mini teglia. Poi la schiacciamo tutta e andiamo a togliere l'eccedenza. L'idea è quella di creare una specie di crostata, cioè la base di pasta frolla di una crostata. Quindi andiamo a appunto sagomare la nostra pasta di sale qua dentro. Il fatto di aver messo dentro il fogliettino ci dovrebbe garantire che non si attacca al fondo. La pasta di sale che ci andiamo a mettere dentro deve essere bella sottile, questa è circa 1 millimetro, massimo 2, ecco. Quindi li andiamo a posizionare, faccio vedere. Quindi adesso abbiamo fatto diversi tipi di sagome, ne faccio un altro pochino di quelli piccolini, panini, vado un pochino più accelerato e tanto ormai avete capito, direi, come sono da realizzare. Molto bene, adesso andiamo a infornare nel forno ventilato, direi a circa 200 gradi, finché non otteniamo la doratura che ci interessa. I pezzettini più piccoli ci metteranno meno tempo a cuocersi, quelli un pochino più grandi ci metteranno un po' di più. Comunque, se anche le dorature non sono proprio uniformi, ci aiuterà a differenziare un po' i vari tipi di pane. Fra 5 minuti il risultato dovrebbe iniziare a essere soddisfacente. Adesso è tempo di tirare fuori. La mamma sta riprendendo possesso della sua cucina. Comunque, qui iniziano a essere già della giusta doratura. Scottano. Quindi possiamo iniziare a toglierli. Qualcuno lo lasciamo un pochino di più, quelli lì per esempio, che li facciamo un po' più scuri. Bene, questi qui sono i pani che ho ottenuto con questa lavorazione che avete visto. Questi qui invece li ho fatti prima, quando facevo la prova qua del video. Alcuni li ho inscuriti di più, come potete vedere, sono venuti un pochino più tostati e assomigliano un pochino al pane integrale. Adesso proviamo ad andare a staccare qua la base della nostra, ecco, vedete, è venuta via subito. Si è staccata proprio molto bene e ha questa zigrinatura qua sul lato che ricorda molto quella di una crostata.
Già che ci sono, adesso voglio provare a fare qua all'interno, che voglio rendere l'effetto quello tipo di una marmellata, ecco. Quindi ci si potrebbe mettere o una specie di resina effetto acqua, mischiandola con del colore acrilico, che però magari è un prodotto che non avete in casa, e ho pensato di farlo invece utilizzando del Vinavil. Quindi ho pensato di farne una tipo questa con una marmellata arancione, un po' come fosse d'albicocca, diciamo, e una, questa qui, con una marmellata più scura come fosse tipo di more, ecco. Quindi l'idea è questa qua, di mettere un bel po' di Vinavil e poi un pochino qua di acrilico, senza esagerare secondo me, tipo così. Questo arancione mi pare un po' molto fluo. Adesso vado a prendere una punta di marroncino per renderlo un pochino più verosimile, perché così secondo me non sta molto bene. E poi mi sembra anche poco trasparente, quindi forse ho esagerato col colore. Quindi facciamo qua Vinavil, questo arancione di cui sporco il pennello, ecco, sì, vedi più la faccenda. Andiamo a riempire perfetto, vediamo una volta che poi si è asciugato, una volta che il Vinavil avrà perso il suo aspetto biancastro. Adesso lavo il pennello perché è tutto arancione e andiamo a creare il colore con il blu, una puntina di rosso, oppure utilizzo sempre questo marrone qua, secondo me è venuto uno stranissimo azzurro tendente al verdognolo, perché il pennello era ancora un po' sporco di arancione. Il rosso è praticamente secco, vediamo se riusciamo a farlo rinvenire un attimo. Sì, qualcosa stiamo ottenendo. Ecco, già mi piace un po' di più, mi sembra più un color marmellata. Allora, questi due colori in realtà mi convincono fino a un certo punto. Aspettiamo a vedere una volta che si asciugano come rendono, perché così La cosa che possiamo fare è quella di prendere alcuni dei nostri pani, magari che sono di base un pochino più abbrustoliti, un pochino di Vinavil, il pennello, un pochino di farina e andiamo a sporcare di Vinavil in maniera molto leggera un po' il nostro pane, ma appunto sporcare proprio leggermente alcuni punti. In modo che risulti leggermente infarinato. E poi con il pennello possiamo andare a togliere l'eccesso. Ecco fatto. Mi piace come vengono anche quelli infarinati. Allora, per esporre il nostro pane, una parte lo metteremo in questi cestini. Il tutorial come fare i cestini lo trovate già sul canale.
prima di farvi vedere come è venuto il banchetto finito, vi faccio vedere qua le 2 crostate. Non mi soddisfano affatto, perché il Vinavil si ritira molto. Quindi o si usa magari del silicone, che tende a rimanere di quel volume, oppure adesso io utilizzerò quella specie di resina, in realtà non bicomponente, si chiama acqua liquida ed è un prodotto da modellismo, costa abbastanza, questo qui l'ho pagato 14 euro, però ce n'è un sacco. Quindi adesso anche il colore non mi piace, quindi prima vado a dare un colore un pochino più convincente, quindi questo un pochino più marroncino e questo qui un pochino più rosso, alle nostre basi, e poi ci vado a mettere sopra l'acqua in modo da renderlo effetto bagnato come mi piacerebbe. Penso che ci accontenteremo di queste 2 crostate. Bene, adesso vi faccio vedere il banchetto del pane, che è venuto decisamente meglio delle crostate, anche se questa forse alla fine non verrà male, e poi dopo possiamo dichiarare concluso questo video. Benissimo, questo qui è il banchetto finito. Di questo sono piuttosto soddisfatto. Adesso mentre parlo vi faccio vedere qualche ripresa un po' più da vicino e penso sia piuttosto semplice e veramente economico. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto in un commento e quali altre miniature che non ho ancora realizzato vi potrebbero piacere. Noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!